Vincenzo Sabellico, dirigente scolastico dell'Istituto Alberti di San Donà, comincia il secondo anno scolastico dell'era Covid. Quali sono le differenze rispetto all'anno scolastico precedente? Quest'anno inizia con le stesse precauzioni dello scorso anno e di 2 anni fa, con una consapevolezza maggiore. Il vaccino ci aiuterà forse a debellare e a fermare il contagio del virus. Contiamo molto su di questo anche, oltre che su tutti i sistemi che noi abbiamo attivato perché ci potesse essere un rallentamento del contagio o addirittura bloccarlo. So che mantenete l'ingresso scaglionato dei ragazzi, la grande novità è il Green Pass per gli insegnanti, per il personale scolastico. Sono tutti pronti? Avete trovato dei problemi in fase di nomina degli insegnanti? Allora, quest'anno inizia un anno scolastico all'insegna di un organico sia docente che personale ATA quasi al completo, ecco, dobbiamo dire. Effettivamente il ministro è riuscito in questa operazione. Il controllo del Green Pass, facilitato dalla piattaforma che il Ministero ci ha messo a disposizione, fa in modo che possiamo sapere, senza entrare troppo nei dati sensibili delle persone, quali persone sono vaccinate oppure hanno effettuato il tampone nelle ultime 48 ore. Quindi diciamo che questa già è una sicurezza per tutti noi. Con il decreto di venerdì sera, ma di cui sapevamo già da qualche giorno, anche il personale esterno alla scuola, compresi i genitori, a queste persone viene verificato il Green Pass. Noi abbiamo un'app specifica del Ministero che ci consente di verificare il QR code del Green Pass, se invece è rosso viene invitato a lasciare l'istituto. Il fatto di non avere la DAD forse sarebbe già un bel augurio. Ci auguriamo di non avere la DAD generalizzata come lo scorso anno, cioè la scuola chiude e svolge solo la didattica a distanza. Però la didattica a distanza potrebbe ancora essere l'alternativa a situazioni nelle quali una classe o più studenti debbano rimanere a casa perché in quarantena vigilata oppure perché hanno contratto il Covid. L'auspicio che faccio ai ragazzi è innanzitutto di divertirsi. So che potrebbe sembrare contraddittorio il fatto di divertirsi a scuola, in realtà nella nostra esperienza è anche questo. Ci si può divertire stando con i propri compagni di classe, ma anche imparando le cose. E quindi un ringraziamento agli insegnanti per la pazienza che hanno dimostrato in questi mesi, per quella che ancora avranno, un ringraziamento ai dirigenti scolastici e anche alle famiglie che sostengono i ragazzi per tutto il lavoro che dovranno fare. Direi che lo scopo della scuola, tra le altre cose, è quello di definire per ciascun ragazzo un progetto di felicità che poi si concretizza con le scuole superiori oppure con l'università oppure con il lavoro. Quindi certo ci sono più preoccupazioni rispetto ad anni tra virgolette normali, ma tutti i presupposti perché possa essere un nuovo anno scolastico in serenità. Presidente Turchetto, 13 settembre ripartono le scuole, riparte il servizio di trasporto per gli studenti. Com'è andata questa prima giornata? Direi che è andata soddisfacente, molto soddisfacente, anche perché si partiva da una base collaudata che era quella dell'anno scorso. Quest'anno in più sono aumentati anche il numero di persone che si possono trasportare perché siamo all'80%. Quanti sono gli studenti che movimentate nel territorio? Circa 6.000, però comprensivo di Oderzo, Jesolo, Portogruaro e San Donà. La cittadella più grande è quella di San Donà, chiaramente. Avete dovuto incrementare quest'anno il numero di autobus a disposizione? Sì, abbiamo incrementato gli autobus, poi chiaramente facciamo tutto in house, cioè tutto in casa, non utilizziamo padroncini esterni. Abbiamo confermato gli steward per gli assembramenti sia in andata che in ritorno. Sono degli steward che direi in maniera molto discreta, non sono sceriffi, in maniera molto discreta controllano che i ragazzi non si assembrino. L'esperienza era già stata fatta l'anno scorso e quest'anno l'abbiamo incrementata. Quindi direi che è andata veramente molto bene.